I filisteus avevano dato d'ogni e tutte le loro forze a Afec. Gli israeliti si erano invece campati d'ogni delle risultive che è a Israele. I sorestanti dei filisteus sfilarono a 100.000 alla volta e Davide e i suoi uomini erano in coda con Achis. I sorestanti dei filisteus domandarono: «C'è ebreo sono questi?» E Achis rispondè ai sorestanti dei filisteus: «È David, il famei di Saul, re di Israele. È bielzà un anno o due che è con me e non hai mai avuto un alce di sul suo conto, di che si è buttato con me fin tremai come. Ma i sorestanti dei filisteus si chiapparono contro di lui e gli disero: «Manda in daur quest'uomo che torni là che tu lo avevi destinato. Non l'ha di venire in guerra con noi, che non si volti contro di noi sul più biel dal combattimento. Se mut fasi alla tornare in buinis col suo paron, se no col chiave di quest'uomschi? Non è sempre che lui, che il David, che cantava in i coros, Saul l'ha fatto fuori i suoi 1000 e David i suoi 10.000? Allora Achis acclamò David e disse: «Vere, come che è vero che il Signore al vive, tu sei un uomo fedele, e ovaresti tante gole che tu potessi là dentro e fuori dal campamento con me, perché non hai chiatate ombre di male in te, di che tu sei scapitato di me fin tre mai ore presente. Ma i suoi restanti non ti hanno di buone bande. Allora, torna in daur e vai in pace, per non far inrabbiare i suoi restanti dai filisteus». Davide disse a Achis: «Ce hai io fatto e ce hai tu di imputare al tuo famei di che mi sono mettuto so di te fin come, che non puoi venire a combattere i nemici dal regno paron?» Achis si rispondè a Davide: «E è vero che io ti hai chiarato anche un agnolo di Dio, dove che i sorestanti dei filisteus mi hanno detto: non l'ha di venire a combattere con noi. Allora, ieve su denandì, cui fameis dal tuo paron, che son venuti con te, e l'hai tal puesto che usai destinato. Non state nessun rusin dentro di te, che io ti vuoi ben. O jevares a buon'ore, e sul criche di singlares». David e i suoi uomini jevarono a buon'ore per partire prima che al vignis di, e a tornare in tetiere dei filisteus. I filisteus invece all'erin a Israele.